Yuri. Andrea. Luca che è venuto in Italia, ha detto, a Sestriere, Luca Antonio. Sí, es claro. That is Spanish. Claro. Claro è Spanish, sì. How to Chiaro? say in Italian? Chiaro? Chiaro. Yeah. Chiaro. Ed ora l'amico qui ci racconterà un po' di storia della fortificazione, racconterà in lingua inglese, dopo io metto i sottotitoli come sempre, insomma. About Belgrade. As you know, Belgrade is capital of Serbia, and it has a really long history. First name of Belgrade is Singidunum. It's in the Latin. Sing is the name of Celtic tribe, the tribe that lived here, and Dunum is on Latin fortress, because this was the frontier where on the other side the Celtic tribes who were trying to get into the Roman Empire, this was the best place to cross, and so they built this fortress. And as you can see the parts of fortress from the different ages. The white one, this wall here with tower there, everything that's white, and that's Roman. That's the first layer of fortress. And down we go. You have like new walls and everything as technology of warfare was developing. So they were making new layouts of walls. The second wall is from medieval times when Belgrade was under Habsburg monarchy. And down there you can find a lot of gates that belong to Habsburgs, and to the other side there are walls and gates that were made by Ottoman Empire, who was also in possess of the city. So you cannot see it because of the trees, but there is a Stambul gate. It's Stambul means clock on Turkish, and it's the first clock that was built in the Balkans. Okay, I wanted to study history, but I failed to enter the university because the standards are really high. So I'm studying hotelier and tourism management. I know I personally like very much history, and Belgrade as my town, I have to know about it. So for people to come here, Belgrade is a great tourist attraction. It has a lot of history in it, romantic stuff, the riverside, you have clubs for partying, you have a lot of history monuments. As you can see, we're at the moment on the Belgrade Fortress. I have to watch for my beard so it doesn't fly away. Serbian people are very there is a great hospitality among Serbian people. We always like you. Yeah, we like foreigners. If you want, we can take you to family lunch to try Serbian food and things like that. Serbian women are the most beautiful in the world. Just to know, that's my little ad, personal. I confirm. Yeah, but what else? If you want to come to Serbia, just visit it. It's worth every penny. It's cheap. Ciao bella, come tu è bella, bellissima, bella donna. Ego sum tuo Bambi cattiva. Stai iscrivendo al tuo canale. Bravo. Le confine del mondo. Bravo, un follower in più, eccolo qua. Così abbiamo i fan anche dalla Serbia. Ce li abbiamo allora dall'America, dalla Slovenia, tutta Italia, Croazia e adesso abbiamo anche la Serbia. Not too bad. International. Mi stava dicendo qualcosa della Macedonia. Ripetimi Macedonia. How can you find you? Le punti. Oh. Do you want to take? Oh, this is Slovenia, Triglav. Yeah, I love with tender. Allora ragazzo, se sei di passaggio per la Serbia e sei qui nella torre, no, ricordati di questi due ragazzi che ti fanno da guida turistica. Prego. Ragazzi veramente... Quanti anni avete? How old are you? 21, 20... 23. Allora un ragazzo... Not too bad. un ragazzo di 21 anni e 23 con la testa veramente di persone da 40, veramente persone molto stimabili. Mucha. È tutto, este? It's it? Yeah. Ciao ragazzi, ciao alle puntine del mondo. Documenta, por Per favore. favore. Inizia anche a piovere. Allora scappiamo! Ciao ragazzi! Venezia! Venezia!
Venezia! Fate Sì. qua vacanze? Eh sì, più o meno, abbiamo fatto un giro in camper, andiamo in Grecia. Ah, Sì, bello. sì, sì. Sì. Perché E qua... dopo dove si parte? E dopo dalla Grecia facciamo Albania, Montenegro, Croazia e poi casa. Oh, allora 2 settimane o una? No, un mese circa, Un mese? Con calma, quello che ci mettiamo ci mettiamo. Tutto in quello che viene, non è Esattamente. programmato niente. Solo qualche punto, tipo la torre qua di Belgrado, erano tutti i punti che avevamo segnato di fare, e il resto quello che viene. Ma Sì, sì. Fino a Salonico è tutto tra virgolette programmato, dopo no. Dopo quel che succede. Che bello! Siete giovani, dovete approfittare. Eh Se non sì. si fa adesso, figurati. Esatto. Ok. Beh, lui giovane magari no, però grazie signore. Che voi siete anche giovani? Siamo tutti giovani, dai. Vero? Tutti. Ah, mi fa piacere. Anche voi siete qua in veramente. vacanza? Noi sì, noi siamo qua perché abbiamo figli che giocano a tennis Ah, ok. e fanno una settimana di tennis camp e noi genitori andiamo con il chauffeur, ci fa vedere Belgrad, abbiamo mangiato anche, dopo questa sera andiamo a Kragujevac. Ecco. Bene, Ogni bene. anno, già la seconda volta che siamo qua, perché è sempre la seconda settimana di vacanze delle ragazze, perché noi viviamo in Svizzera e adesso hanno vacanze e allora approfittiamo che i ragazzi hanno vacanze, allora tutti i ragazzi che giocano a tennis Anche i genitori fanno la vacanza. Esatto. Ecco, male, perché i figli mica li puoi lasciare soli. Allora o viene la mamma o viene il papà e poi tutti siamo insieme Se ne approfitta. E via. è anche bello. Sì. È un'altra parte di vacanze. Noi andiamo un po' avanti perché abbiamo 2 robe da vedere, poi vediamo il tempo qua che non è molto No, simpatico. domani, non è simpatico. Ah, oggi no? Domani penso non Vabbè, è. domani andiamo via. Ah, allora fate bene. Buon buon. Oro. Ok. E auguri, state attenti, buon divertimento. Grazie, salve, Ciao. salve. Aspetta perché Costanda ne ferma ogni 5 metri qua. Porca troia, cazzo se piove ce la pinciamo in pieno. Sì, perché siamo anche in bici. È vero, siamo in Allora, bici. forse Insomma, stavo dicendo che quei ragazzi simpaticissimi ci sarei rimasto ore, però ragazzo dobbiamo andare, il tempo stringe, abbiamo ancora 2 o 3 cosette qua da visitare e basta. E ho paura di prendermi la pioggia. Andiamo a vedere qua cosa c'è? No? Sì? Beh. Oh, nice! Nice, 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 tutto ancestrale. Bello ragazzo, sì, adesso però purtroppo è meglio che noi ce ne andiamo perché per quanto possa essere bello tutto quanto, ragazzo, inizia a piovere, esatto, non promette niente bene. Come già detto, siamo in bici, abbiamo un bel po' di strada da fare, quindi niente, dai, via. Ecco, difatti piove, via, 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 via. Wow, cavolo, ora sei con la Pro perché piove e non voglio tirar fuori la Sony, però insomma si vede lo stesso, guarda, carri armati. Vedi? Guarda che ho ritrovato qua, che ci spiegavano che i temporali qui, siccome si avvicina all'estate, possono durare anche 10 minuti e dopo stop. Quindi mi tocca dare ragione a Giovanni. Aspetta qua Giovanni che sta provando a trovare un'uscita. Bye bye castello, è stato bello. Giri di perlustrazione anche per la mountain bike, roba da matti, cazzo, adesso bisogna tirarla su. Quanti gradini che ci siamo fatti in mountain bike, ragazzo, non hai neanche idea. ormai il motorbike dovrebbe essere più semplice. Porca miseria. Scendi, cazzo, mi tocca mettere tutto un bip ogni volta che sono con Giovanni e Michele. No, eccoteli qua, ciucciateli anche con la Sony. Ok, adesso proviamo ad andare dalle bici, simpaticissimi ragazzi, ma gli avanti coi biretti ne tienen ore e ore a ciacolare. Mamma mia, siete terribili, porca miseria. Però la fortezza vera e propria dice che è di là. Vabbè, cosa facciamo? Andiamo visto che ha smesso? Proviamo a salire qua sopra che si vede qualcosa in più. Guarda, qua Vabbè, sopra andiamo. Sì, guarda che c'è anche la barca da guerra. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na-na-na-na-na. Madonna, la Madonna. Cosa è la Madonna? Ui, quanti canoni? Mamma mia! Se peso che il Cornaro di Jesolo con tutti sti canoni qua. E quello cos'è? Ah, il Bastionhaus.
Scusi, dove dobbiamo andare per il camper? Di qua? Di là? Ah, ok. Belgrado after rain. Ah, beh. Probabilmente tutti questi numerosissimi lavori in corso sono per, diciamo, ripristinare le parti danneggiate dalla guerra, posso immaginare. No, ti ho più fatto vedere la toppa, vedi la toppa locale. Pensavo meglio, cioè da quello che sentivo in giro pensavo molto meglio come toppa. Tutto orgoglioso il fioretto della security ci ha fatto vedere come sarà la piazza nuova nel manifesto. Sì, vabbè, un parchetto e dopo, sì, non per sminuire, però voglio dire, un parchetto con qualche albero e dopo tutti i negozi bar attorno. Beh, Giovanni non è proprio toppa, cioè guarda che culoni che hanno qua. È una toppa un po' strana, ci hanno illuso, ci hanno, non so, ai ai ai. Serve neanche fumare con tutto sto smog, porca troia, farà soldi risparmiati. Ok, adesso per andare di là, fammi pensare. Mamma mia, che caos ragazzi. Speriamo domani in camper di non fare ste robe qua. Hai presente? Tutto un suonare, tutto un clacson prima. Porca troia, sembrava di essere una partita di calcio. Wow. Tipo Chernobyl qua, figo. Qua. Sì, cioè, ci siamo passati di qua. No? Ah, è simile. Quella è la figa. Tutte le fighe sono dentro i negozi. La toppa locale sta chiusa per non prendere umidità.